Tragedia lungo la Romea nella Ravennate, camion invade la corsia opposta travolgendo l'auto di una coppia di coniugi di Portoviro. Rino Vendemmiati e Marina Passarella muoiono sul colpo, coinvolti altri mezzi nel maxi schianto. 39enne incinta di 6 mesi investita da un'auto mentre attraversa la strada al Lido di Venezia, la donna portata d'urgenza in ospedale, timori per il bimbo. Aperta un'inchiesta, per ora senza indagati, sulla morte della bimba di 9 anni annegata nel Piave a Pederobba. Non ci sarà autopsia sul corpo della piccola, che tornerà in Macedonia per i funerali. Giallo di Alex Marangona, 1 anno dalla morte del 25enne, pronti gli esami tossicologici che devono accertare se avesse assunto ayahuasca. Mamma Sabrina e papà Luca stasera ospiti a Ring. Continuano i distacchi di roccia da Croda Marcora sopra San Vito di Cadore. Un'altra frana in mattinata, vertice in prefettura, secondo gli esperti fenomeno in esaurimento. Nel 1989 gli rubarono il motorino, i carabinieri del Lido ritrovano il mezzo abbandonato tra le sterpaglie e 36 anni dopo lo restituiscono al proprietario decisamente sorpreso. Dalle nebbie della storia emerge la piastrina del soldato Emilio Pellizzari, classe 1923, ritrovata vicino a Pisa, e nella pedemontana scatta la ricerca dei familiari per conoscere il suo destino. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneta dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione di approfondimento che torna anche questa sera puntuale alle 21. Il tema è il matrimonio dell'anno, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Sono stati giorni folli a Venezia, Venezia che ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso, e quindi vi chiediamo: Venezia è stata davvero svenduta? Così dice il comitato No Bezos. Se e sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. Il dibattito è aperto chiaramente e non potrebbe essere altrimenti. Dicevamo la cronaca che ci porta in Romea, sulla strada Romea nella Ravennate, dove è stata una mattinata tragica a perdere la vita 2 coniugi di Portoviro. Una coppia unitissima, affiatata, sempre assieme. Chi conosceva Rino Vendemmiati, 60 anni, noto DJ, e la moglie Marina Passarella, 55enne, non si dà pace. Quando la notizia della loro morte in Romea ha raggiunto il Polesine è stato uno shock generale. La tragedia di prima mattina tra Casal Borsetti e il Ponte Bellocchio. I coniugi sono a bordo della loro auto quando un autotreno che procede in direzione Venezia li travolge in pieno, pare a causa di un'invasione di carreggiata. Una traiettoria impazzita, almeno 3 auto e un furgone riescono a schivare il tir finendo fuori strada. L'impatto non lascia scampo a marito e moglie, inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Ferito gravemente ma fuori pericolo di vita il camionista, un 32enne ucraino. Conseguenze fortunatamente non letali per altre 4 persone che vengono portate tra gli ospedali di Cesena e Ravenna. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. Il tratto di strada viene chiuso con disagi inevitabili. Rino e Marina, una passione in comune per la musica e il ballo, vivevano a Portoviro, dove il sindaco Mario Mantovan ha subito espresso la vicinanza dell'intera comunità, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Furgone fuori strada, muore un uomo a bordo di una Volkswagen Caravelle che trasportava 3 persone. L'incidente stradale è avvenuto stasera intorno alle 17:30 sulla provinciale 54 in corrispondenza di via Valle Tagli, nella frazione di Brianna. Siamo in territorio di Eraclea. Si tratta, secondo i primi rilievi, di una fuoriuscita autonoma. Una delle 3 persone a bordo è rimasta gravemente ferita e colta da un arresto cardiaco. Qui è seguito il decesso. Sul posto i vigili del fuoco di San Donato, i sanitari del 118 e l'elicottero della SUE, ma la polizia locale sta eseguendo tuttora i rilievi ed è sul posto e la strada è stata chiusa al traffico. 40enne incinta di 6 mesi travolta da un'auto mentre attraversa la strada, il dramma al Lido di Venezia.
Paura questa mattina in via Sandro Gallo a Città Giardino del Lido di Venezia, dove una donna in stato di gravidanza è stata investita mentre attraversava la strada poco prima delle 11 nei pressi della pasticceria Caldara. La donna, una quarantenne residente al Lido, è stata soccorsa immediatamente dai passanti e dal personale della pasticceria che hanno chiamato il 118. Le sue condizioni hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del SUEM, atterrato nel vicino campo da rugby delle Quattro Fontane. La paziente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni mediche, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma la situazione è stata considerata seria vista la gravidanza in corso. Alla guida dell'auto che ha investito la donna c'era una giovane di 25 anni, anche lei residente al Lido. Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico particolarmente intenso in quel momento. L'incidente ha attirato l'attenzione di numerosi passanti che hanno assistito preoccupati alle operazioni di soccorso. Le indagini sono ora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ritorniamo sulla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio sul Piave a Pederobba, la morte della piccola Adna Islam, soltanto 9 anni, risucchiata dalla corrente sotto le rocce di un salto ad acqua a Cavaso del Tomba il giorno dello shock del dolore. Da quanto so dovrebbe essere tumulata in Macedonia del Nord. Credo si stiano già attivando per questo. Riposerà per sempre nella terra dei suoi genitori, Adna Islam, la bambina di 9 anni annegata sul Piave nella zona già tristemente nota per fatti del genere davanti all'entrata del cementificio Rossi di Pederobba. Il suo corpo, composto nell'obitorio di Montebelluna, dopo il recupero dei sommozzatori nel tardo pomeriggio di ieri sotto le crode del salto d'acqua, non sarà sottoposto ad autopsia. Così ha stabilito la Procura di Treviso, che sul caso ha aperto un fascicolo d'inchiesta per stabilire le responsabilità dell'accaduto, ma al momento senza indagati. Dopo l'incredulità, oggi è il giorno del dolore per l'intera comunità di Cavaso, dove la piccola Adna viveva con i genitori in questa casa del colmello di Pieve. Conosciamo la bambina molto integrata all'interno della classe, ecco, sarebbe andata in quinta elementare. Oggi per altri motivi ho sentito le maestre e sono sconvolte. Così come l'intera comunità macedone della zona, che ieri sera si è subito stretta attorno al papà Himmet e alla mamma Naila. A casa sua aveva una veglia, praticamente tutti i suoi amici, parenti. Una famiglia conosciutissima in paese, quella della piccola Adna. Il papà, arrivato in Italia da oltre 30 anni, lavora in una vetreria della zona. Una famiglia integrata, cittadini italiani che hanno cercato un futuro migliore per se stessi e per i loro figli. E purtroppo a volte il destino è terribile. Noi che siamo nati qui sappiamo quanto pericoloso sia il nostro amato fiume, il Piave. Eppure già il giorno dopo la tragedia, nonostante i cartelli con il divieto di balneazione, i bagnanti sono tornati nello stesso punto, come se niente fosse, mentre i vicini di casa della famiglia Islam sostavano sulla riva per un saluto ed un pensiero. Abita vicino a casa mia il papà e siamo amici da tanti anni e quindi è voluto vedere, perché ero incredulo ancora ieri sera, quando l'ho sentito ero incredulo, ma veramente una cosa mi è rimasta qua. Sono veramente commosso anche adesso mentre ne parlo. Ma venire qui oggi e vedere che è come se non fosse successo niente. La gente... Questo mi fa proprio pensare, perché vedere la gente che è ancora qua sul Piave con tutto quello che è successo ieri, cioè lasciate passare qualche giorno, cioè dimenticatevi del Piave per un po'. Ed è stata una domenica drammatica, davvero drammatica anche a Lignano. Domenica di paura a Lignano. Nelle scorse ore è stata dimessa la bambina di 2 anni, colpita da un principio di annegamento mentre si trovava in piscina con i genitori. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 in un residence di Corso delle Nazioni a Lignano Riviera. La piccola era in acqua insieme ai genitori quando ha iniziato a mostrare segni di difficoltà respiratoria. Attimi di panico, poi la corsa dei soccorsi. Sul posto sono arrivati infatti con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Successivamente la
bambina è stata stabilizzata ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, specializzato in emergenze pediatriche. Fortunatamente ha superato la fase critica già nella tarda serata di ieri e nelle ultime ore è stata dimessa senza conseguenze permanenti. Solo pochi chilometri più in là, sempre a Lignano, ma sul versante di Sabbiadoro, nel pomeriggio si è verificata un'altra tragedia. Intorno alle 17, all'altezza dell'ufficio 11, un turista veneto, tuffandosi da un pedalò, ha urtato la testa contro il fondale. L'impatto è stato così violento da causargli seri traumi alla colonna vertebrale. A salvarlo il rapido intervento dei bagnini che lo hanno portato a riva e affidato ai sanitari. Anche qui è stato necessario attivare ambulanza, automedica ed elisoccorso. L'uomo, una volta stabilizzato, è stato successivamente trasferito all'ospedale di Udine. Le sue condizioni rimangono critiche, non sarebbe in pericolo di vita. La paralisi però è un rischio concreto. Il giallo dell'abbazia, la morte di Alex Marangon, sono pronti gli esami tossicologici attesi ormai da un anno e questa sera mamma e papà, i genitori di Alex, saranno ospiti a Ring. Ad un anno dalla tragedia potrebbe essere chiarito nei prossimi giorni il giallo sulla morte di Alex Marangon. Sono pronti gli esami tossicologici che dovranno accertare se il giovane barista 25enne di Marcon avesse o meno preso la tisana di ayahuasca, sostanza vietata in Italia, derivata da piante amazzoniche, che avrebbe anche un potente effetto allucinogeno. Il perito, che ha concluso gli esami, avrebbe chiesto la proroga di una settimana per potersi confrontare con i consulenti di parte, ed è ancora aperto il fascicolo in procura per omicidio volontario, anche se l'ipotesi che si sarebbe fatta avanti è quella di un tragico incidente. Alex, dopo un rito sciamanico la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno, è caduto da un terrazzo dell'abbazia di Vidor finendo sul Piave. Fra le ipotesi, quella che l'assunzione di sostanze allucinogene lo possa aver reso totalmente confuso e alterato psicologicamente. Ora, con questi ultimi accertamenti, si saprà la verità su quello che il giovane ha preso quella maledetta notte, quale sostanza abbia assunto. Le parole dei genitori sui social, i ricordi di Alex, il sorriso e l'amore per la vita. Papà Luca scrive: è passato un anno e la verità di cosa sia successo quella maledetta notte è lontana e quasi sicuramente non la conosceremo mai. Speravo che il tempo lenisse il dolore e la sofferenza, ma invece mi sbagliavo di grosso. La ferita nel mio cuore si fa sempre più profonda. In una lettera allo strazio di mamma Sabrina, che non riesce a darsi pace: volevi cambiare il mondo, credevi nella bontà delle persone, ma non tutte meritavano la tua fiducia. Ti prometto che farò di tutto perché tutto quello che hai seminato nella tua giovane vita non venga dimenticato. Stava lavorando assieme ai suoi operai quando si è accasciato improvvisamente a terra, morendo poco dopo stroncato dal caldo. A perdere la vita il 47enne Ebrahim Ait El Ajam, titolare della ditta Veneto Pavimenti che ha sede a Loria nel Trevigiano, dove l'uomo viveva da anni. La tragedia a San Lazzaro, in provincia di Bologna. L'azienda è infatti coinvolta nei lavori di riqualificazione e ampliamento della sede delle scuole medie di Via Kennedy ed è specializzata in pavimentazioni in calcestruzzo. A causa forse dello sforzo fisico, oppure per il caldo torrido che negli ultimi giorni non ha dato tregua nemmeno al territorio bolognese, che si fa sentire in modo ancora più pesante nei cantieri, per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Inutili soccorsi chiamati dagli altri muratori. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 47enne senza riuscirci. Emergenza caldo quindi, e il dramma della solitudine. È morto un veneziano di 57 anni che in difficoltà economiche a Vicenza viveva nella sua auto. L'afa e le temperature record di questo periodo alimentano l'emergenza caldo, una condizione che esaspera tante problematiche, in particolare quelle che riguardano le persone fragili che vivono in solitudine. Si chiamava Rodolfo Bertuolo, il vicentino di 57 anni, trovato morto nella sua auto, diventata di fatto la sua abitazione nel quartiere San Pio X. I sanitari del SUEM intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali, ma provocato dalle altissime temperature di questi giorni. Una condizione non isolata che accomuna altre persone, soprattutto uomini che in difficoltà economiche dopo una separazione si trovano di fatto in strada, come è accaduto a Graziano Dall'Aglio. Abbasso il sedile
e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'ho una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre. I primi 3-4 giorni mi sono trovato all'improvviso così, non sapendo dove andare, sono rimasto in macchina. Poi cercando con aiuto anche da altri, mi hanno detto vai a vedere in certi posti di B&B e vedi come ti trovi, insomma, se ti danno una mano. Infatti questa persona qua che mi dà una mano adesso posso baciare i piedi perché mi sta aiutando tantissimo. Un'esperienza complessa e drammatica che alle tante preoccupazioni aggiunge la paura per le aggressioni in strada. Ci hanno provato. Io ero su un posto, si può dire parcheggio, per fortuna che mi sono messo davanti a una strada, qui Rampioni. Però c'erano 4 personaggi non italiani che hanno cercato di venire lì. Per fortuna che è passata una macchina, i vigilanti, tutto quanto, che ha puntato i fari e sono scappati. C'ho solo la pensione, vediamo come andrà a finire, andrò sotto un ponte e resterò lì. Perché se il comune dà più importanza a extracomunitari, africani e roba del genere, e non un italiano che ha fatto 40 anni di lavoro, pagando le tasse, pagando tutto e non fanno niente, cosa deve fare una persona? Cadore senza pace causa frane, questa mattina in prefettura a Belluno il punto. È stata la prima preoccupazione, tanto è vero che ieri mattina abbiamo interessato subito ARPAV per fare un monitoraggio per capire la natura di questa polvere. Per poco la sappiamo vuol dire, ma gli effetti che questa può avere sulla salute. Prima lo stupore di trovarsi di fronte a un paesaggio simile invernale, poi la preoccupazione perché quella coltre lattiginosa che ha ricoperto strade, tetti, auto, balconi, un po' di timore l'ha suscitato fra i cittadini di San Vito di Cadore che da 2 settimane stanno con il naso all'insù, occhi fissi puntati verso il costone di Croda Marcora che si sgretola come fosse gesso. Anche di queste paure si è parlato al tavolo convocato a Palazzo dei Rettori. C'è stata effettivamente questa preoccupazione, qualcuno girava con la mascherina. La prima risposta che ci hanno dato è che questa materia non è, scusate il termine banale, velenosa e quindi insomma se assunta in determinate quantità. Nelle scorse ore i distacchi si sono succeduti incessantemente, gli ultimi in mattinata e fino ad ora i crolli non hanno coinvolto il centro abitato di San Vito, ma l'attenzione resta alta. Bisogna fare un monitoraggio per capire se ci sono movimenti ulteriori, perché questo non possiamo saperlo e quindi con dati veramente tecnici, scientifici dobbiamo valutare il tutto. Verrà convocato un tavolo a livello provinciale dove chiameremo tutti quanti, anche la Regione, l'ARPAV e tutte le forze dell'ordine, anche i comuni interessati, per gestire anche tutti i sistemi di allarme e anche per capire come che tutti questi sistemi interagiscono tra di loro. Serve perciò una concertazione anche per i sistemi di allarme attivati per le situazioni d'emergenza lungo la 51 di Alemagna, da Acquabona monitorata da ANAS, Rio Rudan da Regione Veneto, Cancia dalla provincia e poi il Marcora, i cui distacchi, specie l'ultimo, erano stati ampiamente previsti dal geologo incaricato da Palazzo Piloni. Non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a monitorare con occhio attento eventuali fenomeni più importanti ma chiaramente molto più difficili e attualmente non sostenuti da nessuna prova, quindi nella tranquillità che è quello che abbiamo in questo momento, sono fenomeni che si sono esauriti, c'è un continuo stillicidio di crolli che sono legati a fenomeni corticali, superficiali e andremo a vedere oltre, attualmente non ci sono pericoli imminenti, evidenti. I cittadini perciò possono dormire sonni tranquilli, Croda Marcora si sta sgretolando ma il fenomeno avviene da sempre e ci si deve convivere. Al momento non si ravvisano questi pericoli se non quelle conseguenze che purtroppo sono verificate l'altra notte dovute alla nube e alla polvere che si è depositata sulla strada e sulle abitazioni.
Gli avevano rubato, pensate, il motorino 36 anni fa, nel 1989, con sua enorme sorpresa i carabinieri lo hanno trovato e glielo hanno restituito. Inutile dire che il proprietario del motociclo di cilindrata 250, marca Benelli, avesse perso da anni ogni speranza, finché i militari della stazione di Venezia Lido, nel corso dei quotidiani servizi, hanno rinvenuto il veicolo in stato di abbandono tra alcune sterpaglie, riuscendo a ricostruirne la storia ormai più che trentennale. L'uomo, nonostante il tempo trascorso, la notizia da parte dei carabinieri non ha trattenuto la commozione nel ritornare in possesso di un cimelio della propria gioventù. E dalle nebbie della storia emerge la piastrina del soldato Emilio Pellizzari, classe 1923, ritrovata vicino a Pisa, e nella pedemontana scatta la ricerca dei familiari. Una piastrina militare, un'associazione di ricercatori che ci sanno fare con il metal detector, un nome che affiora dalle nebbie del tempo e un mistero da risolvere. Parte da qui il percorso che potrebbe portare alla soluzione di un enigma che arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Risale infatti a quel periodo una piastrina di riconoscimento militare trovata in provincia di Pisa dai volontari delle associazioni Metal Detector Emilia Romagna e SOS Metal Detector Nazionale durante un'attività di tutela ambientale con un gruppo di studenti. Dalla terra, nelle vicinanze di un'area destinata durante l'ultimo conflitto globale a campo di prigionia, è spuntata una piastrina con un nome, un cognome e un codice identificativo. Apparteneva a Emilio Pellizzari, classe 1923, figlio di Giuseppe Pellizzari e Cristina Moretto. I ricercatori sono risaliti al comune di provenienza del soldato, che risulta essere nato a San Zenone degli Ezzelini, e del fatto è già stato informato il sindaco Fabio Marin. Anche i comuni limitrofi sono stati interessati dalla ricerca per fare in modo di risalire alla storia di Pellizzari. Al momento, infatti, non si sa neppure se sia morto in guerra oppure in prigionia o se sia tornato ai suoi cari per vivere la sua vita dopo gli orrori del conflitto. Le associazioni hanno pubblicato anche sui social la vicenda, chiedendo alla rete di amplificarne la portata per tentare ogni strada per restituire identità a un nome, onorarne la memoria e ricostruirne la storia, per poter scrivere il finale più bello in ogni caso, quello del ritorno a casa. Per il Veneto è davvero tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.